Siamo qui con Massimo Rampado, capitano della Canottieri Padova, equipaggio che oggi ha dimostrato un grande valore vincendo 2 titoli italiani, oltre a numerosi piazzamenti di livello, campionati italiani assoluti qui al Lago Le Bandie di Spresiano. Massimo, le tue impressioni su questi campionati? Beh, senz'altro innanzitutto posso dire che sono stati dei campionati di altissimo livello con degli equipaggi che si sono sfidati in tutte quante le competizioni praticamente a photo finish e con dei tempi del tutto rispettabili anche in campo internazionale, quindi penso che il movimento del Dragon Boat proprio per la FIC stia crescendo moltissimo, soprattutto nella parte nord Italia fra l'altro. In particolare questa riflessione mi fa pensare che la Canottieri Padova ha lavorato e sta lavorando molto e molto bene. Qual è la tua impressione all'interno? L'impressione è che è necessario fare molte gare affinché possano, diciamo, i ragazzi avere una capacità di trasmettere la loro forza, la loro preparazione con una certa sicurezza. E in più di qualche gara oggi ci siamo trovati a dover, diciamo, combattere contro dei problemi di assieme, dei problemi di tempo che senz'altro facendo più gare e rodando di più la barca non ci sarebbero stati. Quindi ecco, segnali senz'altro positivi dal punto di vista della testa, dal punto di vista del cuore, però c'è un po' da lavorare, diciamo, dal punto di vista della capacità di affrontare molte gare in maniera corretta. Oggi siamo al 30 di giugno, 30 agosto iniziano i campionati del mondo a Milano per nazioni di Dragon Boat. Tanti ragazzi, tanti tuoi ragazzi saranno impegnati. Cosa ne pensi del mondo del Dragon Boat in Italia? Il mondo del Dragon Boat in Italia io spero vivamente che possa crescere sulla scia di questi campionati, nel senso che dall'anno scorso a quest'anno abbiamo visto che il livello è cresciuto tantissimo. Siamo fortunati ad avere un campionato del mondo in Italia, speriamo tantissimo di fare bella figura, ma ne sono convinto e mi auguro, ecco, che ci siano più partecipazioni negli anni seguenti e anche nelle competizioni seguenti perché sarebbe proprio bello, insomma.